Oggi abbiamo il piacere di inaugurare la mostra di Svetlana Borisova alla Galleria Arianna Sartori qui a Mantova. È un'artista di fama internazionale che ho avuto il piacere di conoscere l'anno scorso in occasione di una sua importante mostra al Museo Diocesano. Da questo incontro, da questa nostra conoscenza, è nata la possibilità e la voglia di organizzare una sua nuova personale nella nostra città, questa volta nella mia galleria. Questa mostra, Viaggio verso la luce, raccoglie oltre 35 opere dipinte in 15 anni di lavoro. Una mostra tutta da guardare, da leggere ogni quadro con la mente ma anche con il cuore, perché i quadri di Svetlana sono un insieme di passione, di amore, di ricerca, e il suo essere così donna, così orgogliosa e anche molto meditativa si percepisce in ogni suo dipinto. Questa mostra resterà aperta fino al 14 di aprile e avremo la possibilità di avere un incontro ancora in galleria con la nostra pittrice il sabato 11 aprile nel pomeriggio. Verso la luce non è per caso questo nome di questa mostra, perché l'ho cercato fino dall'adolescenza, perché la mia infanzia non è stata molto felice, sono stata abbandonata, tante cose sono successe. Poi mi sono detto, perché io sto sempre male, i miei amici stanno a casa, stanno sereni, ma io non riesco a stare bene. Poi ho compreso, Svetlana, ovunque tu vai, male è dentro di te. Allora io ho chiuso gli occhi e ho immaginato che io stavo in una stalla buia, scura, bagnata, umida, e poi mi sono detta a me stessa, la luce c'è e io ci arriverò. E devo dire che mi fa piacere adesso presentare questo verso la luce, perché attraverso i miei percorsi interiori sono diventata donna nuova, donna libera, mi è stata donata l'arte. E quindi di nuovo trovarmi a Mantova è un immenso piacere. E soprattutto riprendo il mio discorso che abbiamo fatto l'anno scorso al Museo di Francesco Gonzaga a Mantova da Arianna Sartori, che è una galleria meravigliosa. Troverete anche una serie di dipinti che possiamo definire con un termine generico astratti. Sono i dipinti più profondi, quelli che vi mettono un po' in discussione, che ci mettono un po' in discussione, perché ognuno di noi può interpretare un'immagine che si presenta con i connotati di semplicità e di immediatezza che ne sono propri. L'astrazione richiede invece un approfondimento. Quell'approfondimento deve essere da voi fatto seguendo due direttrici. La prima direttrice è la vostra direttrice personale. L'astrazione vi permette la libertà di interpretare quello che Svetlana ha fatto per voi. La seconda però è conoscere l'artista. E conoscere l'artista vuol dire tenere sempre ben presente che anche di fronte a linee, a colori e a materia, Svetlana cerca delle risposte. Queste sono le risposte al suo esistere, al suo essere qui ed ora, a quella inesausta sete d'amore che la caratterizza. Svetlana Borisova è un'artista che nel corso del tempo ha portato avanti una ricerca importante. In questa esposizione è possibile vederla perché si osserva soprattutto un cambiamento di tipo cromatico, da colori più scuri a colori luminosi, e anche un cambiamento di forme e di immagini. È come se attraverso le sue opere volesse davvero andare verso la luce, titolo che è stato scelto per la mostra, e volesse che tutti coloro che le guardano facessero questo percorso con lei. È davvero un modo interessante per concepire l'arte come immersione visiva e anche direi quasi sensistica nei suoi dipinti.